Riformare la riforma sui tribunali del 2012 per riaprire le sedi giudiziarie soppresse, compresa quella di Bassano. Lo chiede il Consiglio regionale del Veneto con una risoluzione che dà nuova linfa alla battaglia della Pedemontana per riavere il suo tribunale. Il Consiglio regionale, su mia proposta, ha approvato una mozione all'unanimità dove, assieme ad altre 6 regioni d'Italia, andiamo ad appoggiare quello che è un disegno di legge che è già stato analizzato nella passata legislatura, ma che quasi sicuramente continuerà il suo corso anche nella prossima, in quanto c'è l'idea, in maniera bipartisan, di rivedere la riforma fatta nel 2012, che ha visto anche la chiusura di importanti presidi giudiziari del nostro territorio, uno su tutti il Tribunale di Bassano. Certo, Bassano non riavrà il suo tribunale domattina, ma questo provvedimento è, come si suol dire, un piede nella porta, perché pare che il prossimo esecutivo sia disposto a rivedere quel che è stato fatto in passato. Con questo non vuol dire che domani mattina riaprirà il Tribunale di Bassano, magari, però ci teniamo le porte aperte nel caso in cui lo Stato, il governo intenda rivedere quella riforma fatta nel 2012 per fare delle opportune valutazioni come Regione del Veneto, assieme allo Stato, le categorie economiche e gli ordini professionali, su cosa fare del Tribunale di Bassano, dell'immobile che oggi abbiamo, perché ormai sono passati 10 anni e quell'immobile è chiuso, nonostante importanti investimenti da parte dello Stato. La riforma che ha falciato i tribunali ritenuti minori ha anche lasciato enormi buchi nell'assetto della giustizia, con notevoli ripercussioni tanto sui cittadini quanto sui professionisti. Era stata venduta come una riforma che doveva migliorare i tempi della giustizia e l'efficienza ovviamente della giustizia italiana, però ahimè abbiamo visto la chiusura di tante sedi giudiziarie e pochi risultati in termini di tempistica ed efficienza. Quindi ci auguriamo, visto che il territorio ha fatto una grande battaglia, che si possa riaprire una discussione facendo le opportune valutazioni